A Siculiana una battaglia lunga un decennio, quella contro mareggiate e sabbia. Ora per fare risorgere l'economia si spera in un porto turistico. Il servizio è di Alvise Losi. Tutto parte dall'erosione della spiaggia di Eraclea Minoa e in generale del litorale agrigentino. Le mareggiate rubano sabbia da una parte e la depositano da un'altra. Questa che sembra una spiaggia in realtà è l'insabbiamento del porto di Siculiana. Questo porto dovrebbe corrispondere a circa 14 ettari di specchio d'acqua e questa barca è una barca che hanno utilizzato dei migranti fuggiti dalla Tunisia e che sono arrivati qua la scorsa estate. Abbiamo perso un porto che è diventato un posteggio e le sabbie provengono da una spiaggia che abbiamo perso. Abbiamo perso due cose in un colpo solo. È normale che la sabbia abbia questa trasmigrazione lungo la costa e solitamente questa trasmigrazione avviene da ponente verso levante, poi arriva la mareggiata di Scirocco, di Grecale e insacca, noi diciamo, questa sabbia qua nel porto di Siculiana. È da una quarantina d'anni che il porto di Siculiana è insabbiato, ma negli ultimi tempi qualcosa pare si stia muovendo. La nostra amministrazione comunale nel 2017 ha presentato un studio di fattibilità all'assessorato regionale alla pesca mediterranea e ha ottenuto, piazzandosi al secondo posto nella graduatoria definitiva, un finanziamento di 1.400.000 euro che consentirà da un lato di intervenire sul braccio di ponente e dall'altro di dragare il porto, quindi il problema principale. La speranza di tutti è far tornare questo parcheggio di sabbia un porto turistico che possa trainare l'economia locale.